Bene, allora possiamo dare il via anche a questo incontro di quest'oggi. Naturalmente, se ci sono delle richieste, delle domande, degli approfondimenti, ditemelo, insomma, no? Intervenite senza nessun problema. Allora, stavamo parlando l'ultima volta della ricostruzione che avviene dopo la conclusione della guerra, quindi i grossi problemi che devono essere affrontati in questo territorio che è stato campo di battaglia per 2 anni e immediata retrovia del fronte. E quindi il grosso problema di rimettere in moto l'economia, di trovare una sistemazione per i profughi che rientrano, per le migliaia di smobilitati, dei prigionieri di guerra, e quindi la difficoltà anche dovuta al fatto che un po' la critica che mi era fatta negli anni successivi diciamo, alle autorità italiane, al governo italiano, che all'inizio perlomeno ma non si dimostra capace di far fronte all'emergenza, di venire incontro ai veri reali bisogni della gente. Infatti finanziamenti per la ricostruzione, per il pagamento dei danni di guerra arrivano in ritardo, arrivano in minima parte, insomma, come si può immaginare. E naturalmente questi territori devono anche fare il conto che la ripresa viene condizionata dal fatto che il litorale, che da centinaia di anni si trovava integrato in un sistema economico che era quello dell'Italia centrale, dell'Europa centrale, quindi dell'impero austro-ungarico, si trova immediatamente da un momento all'altro a perdere, diciamo, il vecchio mercato economico e di entrare in uno nuovo con tutte le difficoltà che questo fatto poteva comportare, perché le industrie dovranno trovarsi un nuovo mercato in cui vendere la propria mercanzia, e si dovrà far fronte anche alla concorrenza con le altre, soprattutto parlo dell'industria, con le altre imprese italiane. Pensiamo al cantiere di Monfalcone. Il cantiere di Monfalcone era, assieme agli altri cantieri giuliani, era il cantiere di tutto l'impero, quindi era un cantiere che trovava un mercato diciamo immediato, in quanto aveva alle spalle un intero impero. Entrando a far parte del Regno d'Italia, il cantiere di Monfalcone si trova davanti alla concorrenza dei cantieri di Genova, di Palermo, di Napoli, quindi deve fronteggiare anche questo tipo, e questo vale anche per l'altra grande industria che si stava sviluppando nel nostro territorio, che era quella tessile, che dovrà fare i conti con la grande industria tessile veneta, lombarda, e anche la stessa agricoltura in generale. L'agricoltura di questi territori, che erano i territori più a sud dell'impero, più meridionali, quindi che producevano prodotti come l'olio, il vino, la frutta, che trovavano facile smercio nell'Europa centrale, ma che ovviamente nel mercato italiano evidentemente questi prodotti non potevano avere la stessa fortuna. Un aspetto che mi piaceva, ecco, così sottolineare oggi era quello che il fatto che la ripresa economica avvenga con difficoltà, viene anche un po' bloccata, così compressa dalle complicate procedure amministrative, con le lentezze burocratiche e anche con la completa sostituzione dell'apparato amministrativo ex austro-ungarico con un nuovo apparato amministrativo che è quello italiano. E questo fatto mi permette di introdurre anche un altro concetto,
in questi anni, nell'immediato primo dopoguerra, si registra, possiamo cambiare usare questa espressione, si registra un certo ricambio della popolazione. Perché? Perché intanto se ne vanno tutti i funzionari dello Stato, austriaci o degli altri paesi dell'impero che vengono allontanati e se ne vanno, vengono licenziati. Parlo non solo dei militari ovviamente, ma anche dei ferrovieri, degli impiegati pubblici, dei titolari di imprese che erano legati al centro Europa più che all'Italia. Allo stesso tempo se ne vanno anche migliaia di sloveni e croati, molti perché non trovano più la possibilità di inserirsi, vedremo soprattutto i maestri, i professionisti, molti anche perché non accettano di vivere in un contesto statale che non è loro, insomma, in cui non si sentono cittadini. E se ne vanno anche comunque migliaia di cittadini italiani, soprattutto contadini, ancora una volta, giovani che rientrano dal servizio militare, prigionieri che non trovano la possibilità di lavorare e riprendono quella che era stata la vecchia strada prima dello scoppio della guerra, che era quella dell'emigrazione, e ancora nei primi anni del primo dopoguerra le mete privilegiate, diciamo, degli emigranti di queste terre è il Sud America, quindi l'Argentina, l'Uruguay e il Brasile. E allo stesso tempo però arrivano decine di migliaia di italiani delle vecchie province. Sono i nuovi funzionari dello Stato, sono i militari, sono gli insegnanti, i ferrovieri, ma anche migliaia di lavoratori che vengono in queste terre in quanto operai o dipendenti delle ditte che ottengono dal genio militare, dal genio civile, gli appalti per la ricostruzione. Sono anche migliaia di operai che vengono assunti in cantiere di Monfalcone, talvolta vedremo anche in sostituzione di quelli locali, perché più disponibili ad accettare condizioni di lavoro peggiori. Ma accanto a questi anche quelli migliaia di avventurieri, di gente anche spiantata che viene qui in queste terre a cercare fortuna, tanto che saranno molti diversi quelli che verranno rispediti dai prefetti soprattutto di nuovo nei paesi di provenienza. Quindi una presenza questa che avrà il suo peso, soprattutto a Gorizia, dove diciamo maggiore sarà l'afflusso del personale amministrativo, burocratico, i funzionari dello Stato, ma anche a Monfalcone con l'arrivo di migliaia di lavoratori, soprattutto dal sud. E questi nuovi abitanti avranno un ruolo soprattutto nella prima affermazione del movimento fascista, come vedremo, ma anche successivamente nell'attuazione della politica di italianizzazione di queste terre. Quindi diciamo che le difficoltà della ricostruzione sono notevoli perché bisogna rimettere in piedi quello che è stato distrutto dalla guerra e quello che per 3 anni si è dovuto abbandonare, sia nelle campagne, con i campi rimasti in buona parte incolti, sia nelle attività industriali. Scusate un attimo, ma eccolo.
quindi adesso magari io vi manderei anche delle slide così rendiamo meno pesante la cosa. Quindi non so se fin qui sono stato chiaro, quindi la difficoltà della ricostruzione, questo diciamo ricambio parziale della popolazione e quindi le difficoltà in genere che si registrano in questi territori appunto per riprendere la normale attività. Ecco, io sto presentando, adesso dovrei presentando, ecco, vediamo se tutto funziona. Scusate, Dario, scusa, sto facendo una lezione, ti posso telefonare dopo? Sì, alle 6? Sì, ok, sì, va bene, ok, perfetto, va bene, ciao. Scusate, eccolo. Allora, per rendere la... si vede? Si vede? Sì, perfetto. Quindi sono foto magari che... Ecco, questa è Gorizia, deve essere l'ultima parte di Piazza Vittoria. Quindi diciamo la città, ovviamente essendo sul fronte fu colpita in maniera dura. Qui è il quartiere di San Rocco, quindi diciamo l'intera città fu praticamente distrutta. Ma non solo Gorizia, questo volevo dire, qui siamo a Belliano, quindi anche diciamo paesi che non erano proprio direttamente in prima linea, ma quindi Belliano, per chi non è del nostro territorio, si trova a pochi chilometri da Monfalcone, e quindi si trattava quindi di dover ricostruire integralmente in molti casi i paesi, le città, e anche vanno distrutti buona parte degli impianti viari, le infrastrutture. Questo è il ponte di Salcano. Il ponte di Salcano sull'Isonzo, eccolo, questo era praticamente il ponte sulla linea transalpina, quindi fu costruito pochi anni prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e venne presentato come effettivamente era un gioiello dell'ingegneria del tempo. Quindi questo, trovandosi sulla linea del fronte, fu indubbiamente distrutto, e quindi si trattava di ricostruire. Questo era il ponte di Sagrado, il ponte che collega appunto Gradisca con Sagrado, sempre il ponte sull'Isonzo. Ma non solo, quindi le infrastrutture viarie e ferroviarie, praticamente l'intera rete ferroviaria era stata quasi completamente distrutta, perché sia la ferrovia meridionale, la Trieste, Monfalcone, Gorizia, che la ferrovia transalpina, quindi la Gorizia, Santa Lucia di Sonzo e quindi il confine con l'Austria, erano state completamente distrutte. Questo era il cotonificio di Vermigliano di Ronchi, che si trovava quasi in prossimità del fronte, quindi questo viene anche questo completamente o quasi completamente distrutto. Ovviamente e questo è il cantiere di Monfalcone, quindi molti paesi, molte attività industriali dovevano ripartire praticamente da zero. E quindi il racconto di questo oggi riparte un po' da qui. Qui siamo già a Monfalcone, nel cantiere nei primi anni del dopoguerra, e diciamo che la ripresa del cantiere è forse quella che è più veloce rispetto alle altre imprese, alle altre fabbriche del nostro territorio. Perché? Perché i proprietari, quindi Kozulik, avevano
anche se il cantiere era stato distrutto, quindi avevano continuato a lavorare, in quanto che i Cosulic non solo possedevano i cantieri, anche altri cantieri nel litorale, ma possedevano anche una flotta di navi, quindi diciamo riuscivano a continuavano la loro attività imprenditoriale, e quindi riescono ad avere ancora diciamo una solida base finanziaria per poter riprendere l'attività industriale, che riprende subito dopo la ritirata di Caporetto, perché in pratica dopo l'ottobre-novembre del 1917, con il rientro dell'esercito austro-ungarico, riprende anche in cantiere l'attività di sistemazione degli impianti. E i Kosulik, eccolo, questo qui era il fondatore del cantiere, Callisto Kosulik, che però era morto nel frattempo, e diciamo, l'eredità, chiamiamola così, la continuità imprenditoriale viene svolta dai figli. Callisto Kosulik, come forse vi ricordate, aveva addirittura 13 figli, quindi qui viene ritratto in famiglia con i 13 figli, quindi i più grandi, Augusto e Oscar, proseguono l'attività imprenditoriale del padre, e diciamo che disponendo un po' di soldi, di denaro, per poter investire subito in attesa dei finanziamenti statali, diciamo che i Kosulik comunque riescono, anche tramite le conoscenze che avevano soprattutto con Bonaldo Stringer udinese di nascita, che era allora, nell'immediato primo dopoguerra, ministro dell'economia, delle finanze in Italia. Stringer era anche un personaggio grosso, perché era stato sia segretario direttore generale della Banca d'Italia, ma anche governatore della Banca d'Italia, quindi un personaggio estremamente importante, che riuscirà a far arrivare anche i primi finanziamenti all'impresa. E i Kosulik, diciamo, sposano subito, chiamiamolo politicamente, anche la causa italiana. E quindi sostenitori quindi delle nuove autorità italiane riescono appunto per questa strada ad ottenere anche i primi finanziamenti, e quindi a far riprendere l'attività in cantiere, e anche a diversificare le produzioni, perché prima abbiamo visto, sì, il cantiere produceva navi, ma a partire dal 1922 vengono aperte le officine ferroviarie, quindi il cantiere non solo navi faceva, ma anche carri ferroviari, quindi diversifica un po' le produzioni. Nello stesso anno, quindi siamo nel 22, quindi pochi anni dopo la conclusione della guerra, verrà costruito anche un altro settore, aperto un altro settore, che era quello delle officine elettromeccaniche. Quindi in cantiere si producevano anche macchinari elettrici, quindi non solo navi, anche quindi treni, anche macchinari elettrici. E l'anno successivo, eccolo, verrà aperto anche verranno aperte le officine aeronautiche. E inizialmente, appunto, qui siamo nel 24-25, il cantiere comincerà a produrre anche questi idrovolanti. Poi, diciamo, nel corso degli anni, come si sa, il cantiere produrrà aerei da caccia, quindi vari tipi di
aerei. Quindi inizialmente comincerà le produzioni con questi aerei, che avranno appunto questa scritta CANT, proprio che significa cantiere di Monfalcone, quindi diciamo si specializzeranno anche nella produzione aeronautica. Questa è una foto di un sommergibile degli anni 30, per dire che il cantiere avrà anche delle commesse militari, e in modo particolare negli anni 30, 20, 30, si specializzerà anche nella produzione dei sommergibili, quindi diciamo il cantiere che produceva non solo navi, ma anche molti altri treni, quindi aerei, eccetera. E già alla fine del 18, quindi siamo diciamo proprio alla fine della guerra, ma come dicevo prima, l'attività in cantiere riprende già con il novembre del 17, dopo la disfatta di Caporetto. Già alla fine del 18 gli operai sono già 800, quindi già 800 lavoratori riprendono l'attività in cantiere. L'anno successivo saranno quasi 2000, ai quali vanno aggiunti oltre 1 migliaio di muratori, di lavoratori edili che appunto erano impegnati non nella produzione di navi, ma nella ricostruzione materiale del cantiere, e anche, aggiungiamo, del quartiere di Panzano, il quartiere operaio di Panzano, che in buona parte era stato anche quello distrutto. E quindi una ripresa molto importante, anche perché alla fine del 18 a Monfalcone contava prima della guerra 15.000 abitanti, alla fine del 18 diciamo, erano presenti a Monfalcone appena 2.000 abitanti, quindi ancora la gente non era rientrata dai campi profughi, e quindi diciamo la ripresa immediata del cantiere rappresenta anche una ricchezza per il territorio che riesce, cioè il cantiere riesce a assorbire una parte della manodopera che rientrava dai campi profughi, oppure poi successivamente dalla prigionia. Naturalmente ci sarà anche il contrasto, come dicevo prima, nelle assunzioni, soprattutto a partire dal 19-20, i consoli preferiranno assumere personale, fra virgolette, straniero, nel senso che arrivava dalle vecchie province italiane, e lo farà, lo vedremo ancora meglio, attraverso gli uffici di collocamento che verranno costruiti dal movimento fascista, e arriveranno appunto in cantiere moltissimi immigrati, soprattutto dal sud. Molto numerosi erano quelli di Gallipoli, che venivano preferiti nelle assunzioni proprio perché disposti, come dicevo prima, a accettare condizioni di lavoro diciamo meno vantaggiose, e quindi potevano contrastare, come vedremo anche poi, l'attività del movimento sindacale locale, che era particolarmente agguerrito, e quindi si cercava di far entrare in cantiere gente che non era del posto, che veniva da fuori, e che quindi era più facilmente diciamo manovrabile dalla proprietà. Ecco, quindi concludendo, c'è da dire che il cantiere è l'attività economica che riesce a riprendere per prima, che quindi svolge un ruolo effettivamente fondamentale, dato che diciamo con l'avviamento delle produzioni, quindi con lo sviluppo successivo, darà lavoro a migliaia di operai, impiegati, tecnici,
e che comunque dovrà lentamente adeguarsi al nuovo mercato economico. Come dicevo prima, un mercato economico in cui c'erano forti concorrenti che non esistevano prima, quando il cantiere, il Monfalcone, questi territori facevano parte dell'impero austro-ungarico. Ecco, non so se sono stato chiaro, magari se volete aggiungermi, dire qualcosa, intervenite pure, perché io purtroppo vi vedo solo 4, gli altri non li vedo, in quanto vedo il mio monitor, quindi se c'è qualcuno che su questo vuole chiedere qualcosa, aggiungere qualche cosa, fatelo senza nessun problema. Eccolo. Se no io vado avanti, però sì, sono un po' prolisso, ma così è. Ecco, quindi... È molto chiaro. Sì, prego, prego. Quello che ha detto è molto chiaro, quindi non abbiamo bisogno di ulteriori spiegazioni, grazie. No, ma dico, se c'era qualche cosa da poter... Ecco, qui siamo invece cioè, a Piedimonte. Piedimonte è il paese, oggi è frazione di Gorizia, una volta era comune autonomo, che si trova sulla riva destra dell'Isonzo, di fronte al quartiere di Stracis, che era Strazzig originariamente, dopo italianizzato in Stracis, dove sorsero le prime industrie tessili del nostro territorio. Erano le industrie Ritter, se vi ricordate. Eccolo, per parlare appunto del secondo più importante settore industriale del territorio, che era il settore tessile. Naturalmente tutti i cotonifici, come vi ricordate, erano stati negli anni precedenti acquistati dalla famiglia Brunner, la quale si era sostituita un po' ai Ritter, ma aveva comprato non solo il cotonificio di Gorizia, ma anche quello di Ronchi, quello di Monfalcone, quello di Aiduscina, quello di Aiello. Quindi i Brunner, prima dello scoppio della guerra, erano diventati i proprietari di tutti i cotonifici della contea. E naturalmente ora, dopo la guerra, si trovano di fronte a fare determinate scelte, quindi quelle di rimettere in piedi un'industria che era praticamente rasa al suolo. E i Brunner hanno, diciamo, dei progetti abbastanza ambiziosi, molto ambiziosi. Innanzitutto pensano di estendere, ingrandire questa loro attività economica. Innanzitutto riescono a riattivare già subito, fin dal 18, il cotonificio di Aiduscina, che trovandosi un po' più lontano dalla linea del fronte non era stato distrutto dalla guerra. E decidono di dismettere l'attività nel cotonificio di Monfalcone e in quello di Aiello e di puntare sul recupero del cotonificio di Ronchi dei Legionari, di Vermigliano, di vero, perché il cotonificio si trova nella frazione di Vermigliano, e di ingrandire quello di Gorizia. E quindi cosa pensano di fare i Brunner? Pensano di costruire nuovi capannoni nella riva opposta dell'Isonzo, e qui appunto nel quartiere nel comune di Piedimonte, perché allora era ancora comune, dove esisteva una vecchia fabbrica, una cartiera, che da molti anni non produceva più, quindi loro acquisiscono questi terreni e su questi terreni cominciano la costruzione di quello che diventerà il cotonificio triestino.
che verrà conosciuto come cotonificio Brunner, ma poi dopo avrà questo nome. E i Brunner troveranno molta difficoltà a portare avanti questo loro progetto, perché loro volevano ingrandire la fabbrica, ma creare una filiera molto più ampia, nel senso che questa fabbrica doveva anche produrre i macchinari che servivano, i macchinari tessili che servivano alla fabbrica, doveva produrre l'energia elettrica che doveva servire per far funzionare gli impianti, quindi avevano in mente un'impresa estremamente complessa. Ma avranno delle grosse difficoltà, sia perché i Brunner erano di origine tedesca, però erano anche ebrei, loro erano una famiglia ebrea, erano anche diventati fra i più importanti banchieri triestini, e subiscono, diciamo, con il cambiamento, quindi con il passaggio di queste terre dall'Austria all'Italia, subiscono un tracollo finanziario, in quanto la corona austriaca viene valutata a metà prezzo rispetto al valore reale, quindi diciamo ai Brunner mancano i fondi, contrariamente a quanto era avvenuto prima con i consoli, che quindi hanno difficoltà, si indebitano per rimettere in piedi questa loro nuova attività. Però, diciamo, cominciano questo lavoro di ampliamento degli impianti. Eccolo, siamo sempre a Piedimonte, qui siamo nel 24 mi pare. È stato costruito il nuovo cotonificio di Piedimonte, appunto il Brunner, eccolo qui, il Brunner, quello che diventerà il cotonificio triestino. Quindi la fabbrica si è ingrandita notevolmente, comprendeva sia reparti di filatura che reparti di tessitura del cotone, sempre sfruttando appunto il fiume, quindi l'acqua abbondante che in questo territorio, poteva fornire. Ecco, questa è sempre diciamo la stessa fabbrica, vista però da Piedimonte, dalla parte opposta. Questa è Gorizia, mentre prima avevamo visto Piedimonte. Questa è la famosa passerella sull'Isonzo, e qua è il vecchio quartiere, il quartiere di Stracis, dove si era sviluppata la prima industria cotoniera dei Ritter. Quindi praticamente i Brunner trasferiscono gli impianti dalla riva sinistra del fiume alla riva destra, molto più ampia, molto più che poteva permettere loro di portare avanti questi progetti. E ecco qui siamo invece, è una foto che si riferisce a prima della guerra, sono i vecchi impianti del quartiere di Stracis, quindi il vecchio cotonificio che naturalmente la guerra distrugge quasi completamente, un vecchio cotonificio però che viene in parte recuperato. Perché? Eccolo qua, qui siamo nel 23-24, e questa foto indica due cose. Qui diciamo alla sinistra gli edifici ristrutturati del vecchio cotonificio che c'era a Stracis, dove nel 19-20 viene ripresa in minima parte l'attività produttiva, in quanto viene diciamo attivato il reparto tessitura, e qui i Ritter fanno un ulteriore investimento come quello di cui parlavo prima, comprano una società triestina che si chiamava Società Italiana Costruzione Macchine Tessili,
e portano in questi edifici, aprono praticamente in questi edifici una diciamo, officina meccanica con annessa fonderia poi dopo, che aveva il compito di produrre le macchine tessili che servivano alla fabbrica di Piedimonte. Quindi il progetto era quello di sì produrre, lavorare il cotone, ma anche produrre le stesse macchine che servivano per farlo. E sulla destra, ecco qui, la centrale elettrica, che viene costruita appunto per dare energia agli stabilimenti, ma che servirà anche negli anni successivi anche ad altri stabilimenti, come per esempio il cementificio di Salona, ma servirà anche per fornire di energia elettrica diversi quartieri di Gorizia. Quindi i Brunner hanno questo grande progetto che però non riusciranno a portare a compimento fino in fondo, proprio perché per le ragioni di cui parlavo prima, le difficoltà, i finanziamenti, gli investimenti anche sbagliati che fecero i Brunner, di fatto portarono all'uscita di scena dei Brunner, dovettero svendere, quindi ci saranno altri compratori finché, diciamo, dopo tutta quanta una serie di passaggi, il gruppo Cotonificio Triestino andrà in mano alla famiglia Toniella, che era una famiglia Toniella Shapira, che erano due famiglie di imprenditori lombardi, e quindi avviene quello che un po' cercavo di spiegare prima, che si riprende l'attività economica, si riprendono i due principali diciamo, settori industriali, la navalmeccanica e diciamo, il ramo tessile, ma entrambi i settori, prima il tessile e successivamente anche il cantiere di Monfalcone, Cosoli, che anche loro dovranno essere sostituiti alla guerra del cantiere, ma che cosa succederà? Che diciamo, i centri diciamo, dirigenti, coloro che faranno le scelte, non saranno più del territorio, ma saranno imprenditori, industriali, finanzieri, che avevano le loro sedi sociali in Lombardia, in Veneto, in altri territori. Quindi in pratica avviene un po' un certo impoverimento della struttura industriale locale, che non ha più in loco coloro che decidono in che modo sviluppare queste attività economiche. E ecco qua, questa per finirla con le grandi, cioè con i settori industriali, se vi ricordate, Cormons era il polo serico della contea, nel senso che Cormons ospitava, prima della guerra, ben 3 settifici, 3 filande di seta, per la precisione, filande di seta in cui soprattutto l'attività era quella della filatura, che era anche collegata con l'attività agricola, appunto perché i vacchi da seta venivano coltivati e allevati in tutte le aziende agricole, presso tutti i contadini della contea. E a Cormons c'erano queste due, soprattutto la filanda di Brazzano, che è quella che vediamo qui, e quella di Cormons erano le due filande più importanti della contea. C'erano anche altre piccole filande, Monfalcone, Gorizia, però diciamo che l'attività più importante per quanto riguarda la filatura della seta si trovava proprio a Cormons. E proprio nell'immediato primo dopoguerra, nonostante questi due edifici non siano stati danneggiati dalle vicende belliche, perché diciamo, erano riparati dietro
le colline dietro il Monte Quarin, però diciamo erano stati svuotati dai macchinari, perché i macchinari erano stati, dopo l'occupazione, dopo il 24 maggio del 15, erano stati diciamo trasferiti in altre aziende in Veneto, per cui ci sarà il problema di rientrare in possesso di questi macchinari, di fare nuovi investimenti, tanto che l'attività riprenderà solamente in due di queste filande, nella filanda di Brazzano e quella di Cormons, ma non saranno più i vecchi proprietari, cioè la famiglia Naglos, che possedeva i due cotonifici per varie ragioni, uscirà di scena, venderanno gli impianti, scusate, le strutture, e diciamo, rilevare questa attività ci sarà a Brazzano una società Industrie Seriche Friulane. Cosa significa? Significa che non sono più, come dicevo prima, imprenditori locali, ma sono imprenditori che provengono dal Friuli, la vicina provincia di Udine, dalla confinante provincia di Udine. E la stessa cosa avviene anche qui. Questa è la filanda di seta di via Filanda, proprio a Cormons, di cui oggi rimane solamente la ciminiera. È una foto degli anni 30 che ritrae le operaie della filanda, e anche questa passa sotto controllo di una società che si chiamava Settificio Friulano. Quindi di fatto le due principali aziende seriche della città, ma anche della contea, di fatti passano sotto altra proprietà, sotto proprietari che non sono espressione del gruppo imprenditoriale locale, ma diciamo appartengono ad altri territori. Quindi quello che volevo dire è un po' l'impoverimento. C'è lo sviluppo da un lato e la ripresa quindi dell'attività economica e industriale, però c'è l'impoverimento per quanto riguarda il controllo da parte di gruppi imprenditoriali locali sulle principali imprese del territorio. Quindi da un lato riprendono le attività con grande difficoltà, con grande fatica, ma lentamente il controllo di queste imprese passa di mano, no? Quindi c'è questo aspetto che andava anche giustamente ricordato. Mi fermo un attimo qui per sentire se avete qualche richiesta. Mi scusi, una curiosità. Sì. Questo passaggio di controllo, come avveniva formalmente? Se è una curiosità più che altro personale. Cioè c'era una vendita, un esproprio? Dunque, diciamo che non erano vendite espropri, è che le difficoltà economiche, sia per quanto, soprattutto per i Brunner, cioè quindi i proprietari dell'industria cotoniera, diventano tali per cui i Brunner avevano delle grandi ambizioni. Avevano acquistato anche, per esempio, i cotonifici di Pordenone, quindi il cotonificio veneziano, quindi probabilmente avevano fatto dei grossi investimenti, pensavano in grande, però venendo meno anche la solidità finanziaria, di fatto i Brunner si indebitano e quindi sono costretti a cedere prima un ramo, poi l'altro, e quindi praticamente ad uscire di scena. Non sarà una vicenda semplice, perché prima verranno gli stabilimenti del cotonificio triestino verranno acquistati dallo Stato, poi dopo messi in vendita, ci saranno questi grossi
imprenditori lombardi, Toniella in modo particolare, erano proprietari fra Lombardia, il Veneto e Piemonte di una decina di grandi cotonifici, quindi praticamente il cotonificio di Gorizia, pur essendo, diventerà poi dopo anche nel secondo dopoguerra una grande struttura che darà lavoro a oltre 3.500 dipendenti, quindi era un'impresa estremamente... Però diciamo il centro direzionale, eccolo, quello volevo dire, non era più a Gorizia, era a Milano, era là che si decideva la funzione di ciascuno dei 10 grandi stabilimenti che i Toniella avevano, quindi infatti pian piano, poi dopo le vicende del Triestino saranno queste, pian piano si abbandonerà la tessitura, poi la filatura, il fiocco, chi si ricorda, insomma tutte quante queste vicende. Quindi nel caso in modo particolare dei Brunner, ma anche dei Cosoli, i Cosoli anche loro dovranno ad un certo punto, infatti verranno costituiti il CRDA, no? Il Cantiere Riuniti dell'Adriatico, che con interventi, finanziamenti statali, pubblici, per cui appunto le imprese erano talmente grandi che i Cosoli non riuscivano più a far fronte, quindi diciamo pian piano, come succede molto spesso nelle imprese, vendevano parti di quote azionarie, quindi pian piano, e lo stesso avviene per le piccole filande di Cormons, che i proprietari ormai non hanno più o la volontà, la voglia, i soldi per rimetterlo in piedi, e quindi cedono, anche se nel caso dei cotonifici, dei settifici cormonesi, proprio ci sarà un grosso problema, perché i macchinari verranno requisiti dall'esercito italiano dopo l'occupazione di queste terre, portati e di fatto, da quanto so io, non rientrati più. Quindi diciamo in questo caso qui si può parlare effettivamente di requisizione, insomma, no? Contrariamente a quanto avviene per le altre imprese, che poi dopo effettivamente questo fatto per cui a fine guerra l'impero austro-ungarico subisce un crollo non solo militare ma anche economico, quindi il cambio della moneta, la corona, che veniva scambiata poco. Che cosa fa? Permette anche a molti imprenditori italiani, come dicevo prima, ma anche a molti banchieri italiani, a molte banche italiane, di intervenire sul mercato locale. A Trieste soprattutto vengono acquistati i pacchetti azionari delle fabbriche triestine, che erano estremamente potenti, le assicurazioni, quindi diciamo c'è come era inevitabile, che i grandi gruppi finanziari ed economici approfittano della situazione di debolezza locale per acquistare parti delle imprese, delle banche, delle assicurazioni. Quindi c'è, come dicevo prima, un ricambio non solo di una parte della popolazione, ma anche un ricambio economico, della finanza. Entrano al posto dei capitali, chiamiamoli così, austro-ungarici, entrano i capitalisti italiani. Ricordiamoci che le industrie, una buona parte, soprattutto dell'industria tessile, che nasce prima della guerra nel nostro territorio, è opera di famiglie che provengono dall'Austria, dalla Germania, i Ritter o anche altri imprenditori che costruiscono il cotonificio di Monfalcone, quello di Ronchi. Sono gruppi finanziari o gruppi di industriali che provengono, infatti l'avevo detto, che provengono da fuori. L'industria che nasce nell'Isontino oppure nella vecchia contea non nasce per iniziativa di imprenditori locali che non c'erano,
ma nasce per iniziativa di imprenditori che vengono da fuori, quindi dal mercato triestino, i Cosoli che fondano il cantiere, i Ritter prima e i Brunner poi, che arrivano diciamo dall'ambito austro-ungarico. E poi quindi nel primo dopoguerra ci sarà un po' la sostituzione di questi capitali con nuovi imprenditori e capitalisti italiani. Quindi questo un po' è la storia, eccolo, complessa e complicata, e quindi diciamo che mentre prima in un certo qual modo una buona parte della dirigenza industriale e finanziaria era triestina, cioè operava sul mercato triestino, quindi era, chiamiamolo così, fra virgolette, locale. Adesso, diciamo, entrando nella grande Italia, ovviamente i centri dirigenziali e quelli decisionali, ecco, i centri decisionali non sono più a Trieste, ma pian piano si spostano in altre zone del paese. Anche io avrei una domanda personale, ma diceva dei Brunner che erano ebrei, ma c'è chi dice che anche quelli del cantiere, i Cosoli che erano... Sì. Quello io non lo so, loro erano di Lussino, no? Erano lussiniani e quello, a dire il vero, su questa cosa non potrei rispondere. Solo che mentre i Brunner verranno un po' anche discriminati dopo, anche per questa loro sì, appartenenza, vecchi, cioè tedeschi, quindi nemici. I Brunner, no? I Brunner, cioè, sì, ma pensavo dei Cosoli. I Cosoli che invece erano lussiniani, quindi italiani, diciamo, quindi, però non so se avessero, non ho mai sentito che avessero io invece ebraiche. Ok, grazie. Sì, io posso anche, ma non avevo mai sentito. Se ne volevo chiedere una cosa, poco fa non mi funzionava il microfono. Gli austriaci, quando praticamente furono sconfitti e poi scapparono, no? Ma non distrussero niente loro, lasciarono tutto, cioè tutti i danni furono fatti dai bombardamenti italiani, o gli austriaci fecero anche loro la loro parte? Per esempio il ponte di Salcano, mi pare che, non so se, mi pare che Bialetti sono stati gli austriaci a distruggerlo, ecco, no. Tanto per capire, tanto per sapere se era... No, giusto, cioè per capire, Gorizia prima viene bombardata dall'esercito italiano, dopo, quando l'esercito italiano prende Gorizia, viene bombardato dall'esercito austriaco, quindi par condicio, no? Sì, nel senso che diciamo sulla linea del fronte bombardavano gli uni e gli altri, e probabilmente anche il cantiere di Monfalcone sarà stato bombardato in parte anche dagli austriaci, no, soprattutto dagli austriaci, perché effettivamente gli italiani arrivano lì in giugno, quindi un mese dopo, il 24 maggio, quindi non avevano nessuna ragione per distruggere queste strutture, no? Come non avevano ragione dopo gli austriaci, quando ritornano dopo la sconfitta, cioè dopo Caporetto, non avevano ragione ma anzi, siccome questi erano territori austro-ungarici, pensavano di averli già ripresi, insomma, no? Quindi diciamo che di fatto gli uni e gli altri fecero la loro parte per distruggere. Chiedo scusa, ma io volevo per la precisazione. Gorizia è stata bombardata per 20 mesi dagli italiani, gli austriaci hanno bombardato per poco tempo. Sì, beh, anche perché Gorizia viene dunque l'8 agosto del 16. Sì, fino a quel momento lì Gorizia fu bombardata dagli italiani, quindi dal 24 maggio per un anno e mezzo, insomma, un anno e qualcosa. Io ho messo 13 mesi. Per 13 mesi. Sì, se si vede anche
come immagino che Lucinico sia stata bombardata dagli austriaci, perché anche Lucinico viene completamente distrutta. È chiaro che gli austriaci si trovavano al di là dell'Isonzo e quindi bombardavano al di qua, no? Quindi sì, gli uni prima e gli altri poi, eccolo. Luciano, se posso, io avrei una domanda su quanto è stato trattato ancora nell'altra lezione prima delle feste. Sì, tu parlavi che quando l'esercito italiano ha occupato questi territori ha trovato ostilità nei loro confronti da parte dei locali. Era un'ostilità che supponevano loro o era un'ostilità reale? Ed eventualmente come si manifestava? No, diciamo che io penso di non avere ostilità, diciamo diffidenza, eccolo, più che ostilità. Non è che la popolazione locale fosse ostile, ma di fronte ad un'occupazione militare era diffidente. Ma quello che forse è interessante forse sottolineare è che i militari italiani si aspettavano un'accoglienza festosa. Ecco, questo era un po' il contrasto. Invece trovarono, cioè, la gente effettivamente, bisogna immaginare come fosse quel momento, vedere arrivare un esercito armato, che cosa poteva significare per il cittadino comune, insomma, no? Senz'altro avranno avuto paura, quindi all'inizio ci sarà una certa diffidenza, anche perché si verificarono alcuni fatti, come per esempio i fucilati di Villesse, un fatto clamoroso, quello che adesso non ricordo quanti, ma questi italiani che arrivano a Villesse, che temono un attacco nemico, che in certo qual modo pensano che i locali, cioè i cittadini di Villesse, favoriscano questa cosa e ne fucilano una decina, dava il senso anche della reciproca diffidenza, per cui anche il militare italiano magari si aspettava un grande entusiasmo della gente che finalmente veniva liberata dall'oppressione austro-ungarica, che non trova. Però diciamo i soldati che erano in prima linea probabilmente avevano anche timore, proprio anche perché veniva detto che questi venivano segnalati come nemici, insomma, alla fine noi eravamo i nemici, no? Ci sarebbe bello raccontare quella barzelletta, no? Che poi dopo non è neanche quella storiella, no? Per cui arriva la prima pattuglia di militari italiani a Cormons. No, ovviamente la gente è sospettosa, si chiude nelle case, non è che fa festa, non è che vengono accolti con le bandiere. E quindi questo militare, questo ufficiale, così è la storiella, insomma, no? Non è vera la storia, ma è la storia, l'ufficiale che così si trova imbarazzato in piazza, a un certo punto vede un contadino che sta andando al lavoro, lo ferma e gli chiede: ma il nemico fa, dov'è il nemico? E il contadino si guarda intorno e fa: ma non siete voi? Cioè, per dire che, diciamo, un po' di verità la racconta, no? Per cui praticamente qui, insomma, era una situazione particolare. Va tenuto conto che questi territori erano austriaci da centinaia di anni, quindi appartenevano a uno stato diverso, e quindi più che ostilità, ecco, io parlerei di iniziale diffidenza, no? Sta di fatto che, come dicevo, i profughi che andranno ospiti, fra virgolette, in Austria, verranno sempre considerati un po' come i traditori, no? Perché erano italiani, l'Italia non aveva dato seguito agli accordi della Triplice Alleanza che prevedevano lo schieramento dell'Italia con l'Austria e la Germania, ma allo stesso tempo gli italiani di queste terre che andavano
diciamo, profughi in Italia, talvolta venivano considerati come nemici, come austriaci, come il nemico. Quindi c'era questo atteggiamento sì, che è spiegabile, insomma, no? Quindi io più che, diciamo, io parlerei di diffidenza più che di ostilità, che non ci furono manifestazioni di ostilità, insomma, no? Anche perché si trattava la popolazione civile, qui erano rimasti quelli che non potevano andarsene, insomma, no? O quei pochi che lavoravano per l'esercito, fra virgolette, occupatore, perché diciamo ci furono anche quelli che con le attività economiche, insomma, molti qui lavoravano per questo esercito, perché non solo si combatteva in prima linea, ma per esempio nelle retrovie c'erano centinaia e migliaia di soldati che quindi avevano bisogno di tutti coloro che potevano lavorare per loro, sia operai per costruire baraccamenti, eccetera, ma anche le donne, no? Che facevano i pranzi, che lavavano le divise, cioè quelli che vendevano i prodotti agricoli, cioè, diciamo, c'era tutta quanta una parte di popolazione che comunque lavorava per conto dell'esercito italiano. Quindi insisto per la diffidenza, iniziale diffidenza, dopodiché è chiaro che cambiarono le cose. Poi dopo c'era anche un altro aspetto, perché ci fu, come era avvenuto prima della guerra, prima dello scoppio della guerra, come avevamo detto, il governo austriaco diciamo arresta e manda all'internamento tutti quelli che venivano considerati possibili alleati del nuovo esercito dell'Italia, insomma, no? Quindi possibili nemici. E la stessa cosa fanno gli italiani appena arrivano, per cui arrestano tutti quelli che potevano essere considerati filo-austro-ungarici, quindi gli amministratori pubblici, i dipendenti pubblici e tutti quelli che venivano segnalati come nemici, dato che vennero istituite anche. Per quello che dico che in queste terre i drammi della guerra vengono vissuti più volte, come in questo caso. Prima vengono internati i filo-italiani, poi con l'arrivo degli italiani vengono internati i filo-austriaci. Quando ritornano nuovamente gli italiani, vengono internati nuovamente quelli che durante la nuova rioccupazione austriaca in qualche modo avevano collaborato. Quindi una storia piuttosto complicata la nostra, no? Difficile anche un po' da spiegare, insomma, da capire. L'ultima cosa, Luciano, ma questa situazione di diffidenza, tra virgolette, no? Era anche a Trieste, penso, no? Ecco, ma allora l'italianità di cui si parla, di cui sento sempre parlare, l'italianità di queste terre, in che cosa effettivamente consiste? Ma io avevo cercato di fare un ragionamento, no? Nel senso, a parte che Trieste è una cosa diversa, in quanto Trieste non viene occupata, quindi l'esercito italiano arriva a guerra finita. Ma c'è da rivedere questo concetto, perché parlando, per esempio, Trieste è una città un po' diversa. Trieste era una città multietnica, c'erano una città commerciale dove forti erano le presenze di gruppi nazionali diversi, i serbi, gli ebrei, i greci, quindi diciamo era una città molto aperta anche, no? È chiaro che diciamo fra i triestini, ma anche fra i goriziani c'era chi, come i liberal nazionali, una parte dei liberal nazionali auspicavano diciamo, l'annessione di queste terre all'Italia. Ma come avevo cercato di spiegare, andando a pensare a quelli che erano le forze politiche di questi territori, per esempio i cattolici, che avevano il massimo consenso, soprattutto delle classi contadine,
i cattolici, il movimento cattolico era contrario all'annessione di queste terre all'Italia. Quindi ugualmente i socialisti, come abbiamo visto anche l'altra volta, auspicavano addirittura un territorio libero che potesse federarsi o con l'Italia o con l'Austria o con la Jugoslavia, insomma, no? Quindi anche noi a scuola abbiamo sempre studiato che qui tutti anelavano all'unione all'Italia, tutti erano irredentisti, tutti auspicavano queste cose, ma alla fin fine, andando a vedere la situazione complessiva, sì, c'è da dire, c'erano anche coloro che volevano l'unità con l'Italia, ma molti che non la volevano, e probabilmente la stragrande maggioranza della gente, diciamo dei ceti popolari, era indifferente a questa cosa qui, anzi c'è da dire che alla fin fine in Austria si viveva meglio che non in Italia, no? L'economia tirava di più, lo Stato era più, i servizi erano migliori, quindi diciamo non c'era questa grande voglia, no? Da parte. Dopodiché ovviamente c'erano anche quelli che per ragioni ideali, per vari motivi, erano gli irredentisti, infatti ci saranno anche quelli che da queste terre andranno volontari a combattere con l'esercito italiano, ancora prima dello scoppio della guerra. Però, a mio avviso, questi erano una minoranza rispetto agli altri. Ecco, cioè, questa è una mia opinione che mi sono fatto da qui, e indubbiamente a mio avviso andrebbe rivista anche questa storia, no? Perché mi pare che questa grande voglia di non ci fosse ai tempi, no? E che spiega anche perché anche dopo, soprattutto fra i vecchi, no? Ci fosse ancora questa, no? E quando c'era l'Austria, cioè quando questa grande considerazione per quando dei periodi in cui queste terre appartenevano all'Austro-Ungheria. Cioè, penso che siano opinioni, però io le dico giustificate da un certo punto di vista, proprio perché soprattutto diciamo nella contea di Gorizia, cioè questi casi di questi diciamo irredentisti erano estremamente pochi come numero. Si trattava di in genere di persone che avevano maturato una coscienza politica, quindi persone, non so, tipo il Biagio Marin, per esempio, era un irredentista, uno che, oppure Emilio Mulic, che saranno personaggi che avranno una certa importanza successivamente e che andranno a combattere con l'esercito italiano. Quindi c'era una parte di chi auspicava l'unione di queste terre all'Italia. Volevo dire a proposito, Sì, si sente. Questa differenza, diciamo, il fatto che appunto fosse poco presente, non è legata anche a un fatto culturale. Pensiamo qual era l'indice di attribuzione allora, no? Probabilmente chi tirava per l'unità d'Italia erano essere gente forse anche più colte, più istruite, perché seguivano il discorso del risorgimento, quindi unità di risorgimento, per cui alla massa questa cosa non poteva arrivare a questo tipo di messaggio, e quindi evidentemente il popolo indifferente stava a mangiare perché stava bene. Invece probabilmente i nostri, diciamo così, eroi del risorgimentale erano quelli appunto che avevano un concetto più, almeno culturale, più elevato, forse anche economico probabilmente. Sì, anche se questo ragionamento vale anche per il periodo risorgimentale, perché alla fin fine l'unità d'Italia non è che l'hanno fatta le masse popolari, l'unità d'Italia l'hanno fatta appunto queste persone che avevano degli ideali, persone istruite, persone che quindi avevano
indubbiamente questo vale anche per questi territori. Gli irredentisti erano pochi proprio effettivamente, perché la stragrande maggioranza della gente era gente gente semplice, erano contadini, operai che, fra parentesi, avevano fatto forse più scuola che non in Italia, perché effettivamente abbiamo visto che le scuole locali erano, tutti andavano a scuola. Però alla gente comune questa cosa era indifferente, mentre effettivamente chi maturava quest'idea, quindi gli ideali sorgimentali, erano indubbiamente persone istruite, persone che avevano maturato diciamo delle esperienze politiche e culturali, insomma, cioè, che credevano idealmente, insomma, no? Mentre ovviamente la stragrande maggioranza della gente, ovviamente, come sempre, insomma, deve mettere assieme pranzo con la cena, quindi dice è meglio metterlo qua dove sono sicuro che non di là dove sono, no? Ecco, quindi... Se permette, io avrei da dire una cosa. Io ho parlato con mio nonno, che era una persona istruita ed era di Capodistria, e con lo zio, praticamente il prozio di mia moglie, che era il stesso coetaneo di Mariano, e tutti hanno detto la stessa cosa. Noi eravamo italiani, austriaci ovviamente, ma la nostra cultura, noi ci definivamo italiani. Cosa è successo? Che l'Italia ci ha tradito. Non solo ci ha tradito, ci ha aggredito diciamo, a tradimento, ci ha bombardato, come abbiamo detto prima, e le notizie che venivano, ovviamente, logicamente, venivano ingrandite dai preti che erano funzionari dello Stato austriaco e da altre cose, e quindi l'immagine di quell'Italia sognante, risorgimentale che avevamo prima è andata in frantumi, e quindi automaticamente tutti siamo diventati anti-italiani, da italiani che eravamo prima. Questo hanno detto due persone, mio nonno era del 1878 e invece il prozio era del 1800, ha fatto tutte le scuole in Austria, tutte le scuole italiane che erano solo 3 anni, non 15-20 anni come qualcuno dice, tutti e due. Mio nonno era occidente, quindi ne ha fatti 5 di anni, andando per 2 anni molto lontano. Quindi le cose si evolvono, come si evolvono adesso, si sono evolute anche allora. È diventato facile a dire ci hanno aggredito, ci ammazzano, ci derubano, perché quando è arrivato l'esercito italiano nella Basca, quindi nella destra Isonzo, ha maciulato tutto, no? Vai a dirlo alla povera gente che quelli sono i nostri fratelli, quello è il nemico, no? Quindi, e per di più eravamo molto militaristi, quindi inculcarci l'affare del nemico, ma è cambiato tutto in pochissimo tempo, come le cose sono cambiate durante la fine della seconda guerra mondiale. No? Chi aveva dei sentimenti antifascisti si è schierato da una parte, chi aveva simpatie è rimasto dall'altra parte. Chiedo scusa, ma questo è quello che ho imparato io nella mia vita. Quindi precedentemente, finché l'Italia era nostra alleata, noi eravamo italiani, poi abbiamo cambiato idea. Sì, cioè io penso che comunque anche, cioè, va capito anche questo concetto, che qui si era italiani, cioè, perché la cultura era quella, però cittadini austriaci. Sì. No? Quindi probabilmente uno pensa è normale, se uno è italiano deve stare con l'Italia, no? Però effettivamente oggi questo ragionamento magari vale di meno, proprio perché siamo in un mondo aperto, per cui dovrebbe essere diverso, no? Quindi sì, anche qui, anche quelli che magari erano favorevoli, non so, per esempio, penso al movimento cattolico, che era, diciamo, fedele alla casa asburgica, non per questo non era italiano, quindi difendeva i valori della scuola italiana.
Ma se mi permette, su questo avrei da dirne una cosa. Il movimento, l'Austria governava attraverso la Chiesa Cattolica. I nostri parroci non erano dei normali parroci, erano dei alti funzionari dello Stato austriaco, prendevano stipendio da Vienna, quindi loro non potevano inculcarci o insegnarci una cosa diversa, non potevano mica sputare nel piatto dove mangiamo. Oggi facciamo, in Italia tutti sputiamo nel piatto dove mangiamo, ma noi no. Io, per esempio, non sputo nel piatto dove mangio, e così mi hanno insegnato i miei. Loro erano austriaci, erano mantenuti dall'Austria e quindi ovviamente tiravano l'acqua al loro mulino. Non è d'accordo? Ma è certo che ma anche in Italia i preti venivano perlomeno finanziati dallo Stato, no? Quindi, no. La prima Italia era anticlericale e quindi assolutamente no. Parlo di dopo, sì, parlo di dopo. Sì. Erano proprio funzionari, da noi il prete era un alto funzionario dello Stato austriaco. Il parroco di Mariano o di Gradisca prendeva lo stipendio da Vienna, non prendeva stipendio dalla Curia o dal Faro di Gorizia. Sì, loro avevano certamente, ma questo non è che significava che uno doveva necessariamente... No, ma che fosse ligio al giuramento e le cose che ha fatto, come militari del resto. I nostri avi, mio nonno ha giurato lui fino alla fine teneva l'Austria, nonostante... No, ma quello che volevo aggiungere io è che ci si può sentire italiani anche senza essere naturalmente cittadini italiani, insomma, no? Uno si può sentire italiano anche a New York, insomma, o a... non so. Sta diventando un dialogo a due, ma volevo dire questo. Io non credo che i nostri sognassero di diventare italiani nel senso di cittadini italiani, ma che abbiano cambiato idea dopo che hanno avuto a che fare con i militari, come ha detto lei, dopo la guerra sono arrivati gli avventurieri, la gente che di tutti i colori, la miseria, le distruzioni. Quindi è chiaro che loro ripiangevano il prima, anche noi ripiangiamo il prima. L'altro giorno uno mi ha detto, ma quando c'era la democrazia cristiana, questo non... Sì, gran parte degli italiani dicono la democrazia cristiana era la rovina d'Italia. C'è sempre qualcuno che la pensa diversamente. Beh, certo. Bene, interessanti sono questi schemi di idee, insomma, no? Sì, è giusto che gli italiani sappiano che noi che era sostanzialmente vero quello che insegnavano a scuola, però a scuola ci hanno omesso di dire che quando sono arrivati qua gli italiani non sono arrivati nel migliore dei modi. Questo. Sì, beh, certo. D'altra parte in guerra non può essere forse diversamente. No, è che io penso che come tutti i fatti storici, probabilmente fra 50 anni, quando saremo più liberi, no? Quando saranno più liberi di ragionare sulle questioni, probabilmente sarà anche il momento di riscrivere la storia un po' diversa, perché infatti oggi possiamo parlare male dell'impero romano, di dire di tutto, perché effettivamente lo possiamo fare, ma finché sono vivi, dico io, insomma, finché sono vivi i protagonisti. I nostri protagonisti non ce ne sono più. No, è chiaro, ma finché sono vivi, diciamo, è un po' difficile, anche perché storicamente poi dopo, diciamo, la storia ha bisogno di tanti anni per poter esaminare le cose, trovare i documenti, eccetera. Bisogna un po'... quindi io penso che fra qualche anno si scriveranno anche storie un po' diverse da quelle che abbiamo studiato noi a scuola. Parlo io di 50 anni fa, insomma, no? No, ma io volevo dire, anch'io più o meno la sua età, ma volevo dire una cosa, che non se ne parla mai. Oltre che l'Italia ci ha tradito, che era la nostra alleata, che ci ha aggredito, ma poi è arrivato il fascismo ci ha maciulati. Il fascismo su di noi, indifferentemente se ci consideravamo italiani, tranne quei 4 che hanno aderito, gli altri siamo stati maciulati come terra di conquista, come bottino di guerra, insomma, da noi il fascismo ha fatto stragi in tutti i sensi, culturali, economiche e morali, più che delle altre parti. Sì, infatti quando ne parleremo, infatti qui da noi dobbiamo parlare, storicamente quando si parla del fascismo in queste terre, si parla di fascismo di frontiera, proprio perché il fascismo...
Si parla sempre delle minoranze che poi erano minoranze, ma i grandi torti l'hanno avuto la maggioranza, che tra parentesi la proprietà e tutte queste cose erano in mano agli italiani, e questi sono stati maciulati dal fascismo, più che le minoranze che avevano poco. Ma infatti era questo concetto che volevo sottolineare, no? Che diciamo quell'opposizione diciamo, allo Stato italiano che si manifesta in queste terre è dovuto proprio non tanto ai militari che arrivano, ma quello che arriva dopo, no? Proprio appunto il fascismo, perché i cittadini di queste terre diciamo dell'Italia conoscono subito l'aspetto peggiore, quindi il fascismo, la lentezza della burocrazia, le pastoie per rimettere in piedi, ecco, cioè che, diciamo vengono a contatto con questi aspetti che sono gli aspetti negativi, quindi ecco che questa questione favorisce lo scontento e anche l'opposizione nei confronti delle nuove autorità. Sì, ma infatti noi siamo più anti-italiani nel dopoguerra che prima, per un mucchio di fattori tra cui il fascismo è il principale. Beh, certo, sì, perché infatti poi dopo anche lo vedremo, anche quei ceti sociali che poi dopo saranno diciamo la forza portante del fascismo, quindi il ceto medio, i bottegai, inizialmente temono l'avvento di questo fascismo che si manifesta in queste terre con la violenza, perché laddove si costituisce il fascio d'azione cominciano subito le botte, le distruzioni, eccetera. E questo impensierisce non solo diciamo, i socialisti che erano diciamo, l'oggetto principale di queste violenze, ma impensieriscono anche la stessa borghesia cittadina goriziana, che dopo sarà invece quella che sarà la massa del fascismo, no? Quindi quella che darà maggiori sostegni al regime. Rimando al prossimo martedì